Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su MotoGP 08. Allora ragazzi, come sempre Misano aveva un circuito sfavorevole al Comendone, 19esimo tempo, malissimo, pioggia ancora per il terzo anno consecutivo, c'è veramente un nubifragio obeso. Allora raga, andiamo a vedere le classifiche. Ragazzi, siamo veramente vicinissimi a Stoner, siamo vicini al titolo mondiale, ma non possiamo perdere troppi punti dall'australiano, quindi dobbiamo fare una gara incredibile. Vai ragazzi, Gran Premio di Misano, San Marino. Ragazzi, non posso urlare troppo, mi sto registrando di notte, quindi un Comendone un po' più tranquillo ma sempre pazzo. Vai ragazzi, dobbiamo limitare i danni. Poi abbiamo Indianapolis, una gara da vincere visto che ho fatto già una doppietta, due vittorie in 2 stagioni. Voglio l'Atric, ma adesso concentriamoci su Misano, la gara sfavorita del Comenda. E sempre pioggia poi, porca mignotta. Tagliata comendiana, ma chi se ne fotte. Devo giocare un po' sporco a Misano. Mamma mia che derapone. Oh, ma sempre diluvio, ma guarda che sfiga, oh. Dai, bene, portiamo a casa almeno un 8º, 7º posto. Tanto Stone arriva minimo secondo. Mamma mia, altre derapate paurose. Noi siamo già 11esimi, dai, non male. Dai, tira sta moto delle patatine. Dai, che possiamo ancora arrivare meglio, dai. Perché si impenna, Dio santo, perdo secondi per il cazzo. Dai, speriamo un po' di bagarre davanti. Stoner secondi intanto. Dai, Comendone, dai. Bravo, questo è un bel sorpasso. Siamo 10imi, dai, che piano piano recuperiamo posizioni. Curva di merda. Che si deve impennare, madonna, che circuito di merda. Il 10º posto non basta, perdiamo tanti punti. Bravo Comendone, dai. Dai, superiamo anche Nicolino Hayden. Adesso c'è Valero. Mamma mia, che rischius. Che rischius. Dai. Adesso abbiamo le curve un po' più favorevoli a Comenda, la seconda parte del tracciato. Bravo Comendone. Bella mossa. Che siamo in rimonta clamorosa in un circuito ostico e difficile. Il 6º posto va bene, perdo pochi punti. Noi dobbiamo fare bene nelle prossime gare, però se vogliamo vincere. Dai. Bravo. Dai che Stoner è terzo. Guarda, sarebbe bello fare la super beffa all'ultimo giro. Mamma mia, ho rischiato il tamponamento bello con Melandrone, occhio. Dura prendere i primi, non ho il passo gara a Misano. Dai fioi, dai. No, adesso sti errori. Bravo, dai. Stoner intanto è terzo.
Devo tentare nelle ultime curve veloci di fare il miracolo. Adesso. O adesso mai più. Dai. Edwards supera di nuovo Stoner. Dai Comendone, dai, proviamoci. Rischiamo la grande. No. Sì, no, dai, ti prego, superamelo. Bravo Comendone, teniamo duro adesso. Niente Stoner ancora davanti, maledetto figlio della mignotta. No, non ci credo, che cappella di merda. Non ci voglio credere, quinto posto, ma va bene lo stesso, limitiamo i danni, bravo Comendone. Vediamo la classifica. Siamo a meno 19, cazzo, scendiamo al terzo posto, è dura ciò, l'è dura, l'è molto molto dura. Adesso miglioriamo ancora i freni. E Indianapolis dobbiamo fare hat-trick, vincere per la terza volta consecutiva. E porca puttana, arriva la pole position a Indianapolis, terza pole position consecutiva. E vai cazzo, Stoner quinto. Tentiamo il meglio di dominare questa gara come al solito. È la mia gara Indianapolis. Vai. Speriamo in uno Stoner e Pedrosa sottotono. E andiamo a Indianapolis a vincere e fare l'electric. Vai Comendone, vai Come. Concentrazione al massimo. Piccola sbavatura. Me ne voglio andare in fuga, così sono tranquillo. Pedrosino è sesto, intanto. Pedrosino è sesto. Lorenzo è 8 decimi, bene. Leggero vantaggio per il Comendone. Dai, che lo possiamo vincere questo mondiale, dobbiamo crederci, dai. Delle grandi scicce. Con la moto delle patatine. Un secondo e 3 di vantaggio su Jorge Lorenzo. Vai Comendone, fuga comendiana, vai. Ah, me ne frego anche se è tardi, parlo lo stesso e vaffanculo. Stoner è quinto intanto. Andrebbe benissimo così. Dai. Buon vantaggio per il Comendone veneziano, dai. Oh, Valentino secondo intanto. Il grande Vale. Madonna ragazzi, non vedo l'ora MotoGP 2013, non ce la faccio più. Venerdì, dai. Mancano pochi giorni per fortuna. Bravo Comendone, fuga comendiana, non dobbiamo fare De Angelis che lotta per Vilma De Angelis intanto. Indianapolis è proprio il mio tracciato, non c'è niente da fare. Speriamo sia così anche su MotoGP 13. Stoner è quarto, maledetto. Sta rosicchiando posizioni. Oh, Stoner è imbattibile, cioè. 3 secondi di vantaggio su Vale Rossi, fuga comendiana. Indianapolis è proprio un dominio. Dai, speriamo almeno quarto Stoner. Per il momento è quarto, speriamo bene. Intanto noi vinciamo sta gara, poi vediamo.
posso anche gestire un po', chiaramente. 2 secondi e 9 di vantaggio, benissimo, ho perso qualcosa ma chi se ne frega. Sempre sbavature in questa parte del tracciato, porca miseria. Comunque io vado molto meglio nel veloce, infatti per quello a Misano ho problemi. Bella Come, vai Come, Stoner quarto, anzi terzo, porca miseria. Bravo Lorenzo, lo risupera, bravo Lori, bravo Lori. Tieni duro Lori, tieni duro. E intanto il Comendone va a vincere una gara in solitaria. Grande il Comendone, il Comenda c'è, il Comenda c'è. Sì, cazzo. Bella, grandissima vittoria. Stone arriva a quarto e Pedrosa a quinto. Bene, vediamo la classifica. Siamo secondi a 7 punti. Mamma mia, siamo vicinissimi adesso, raga. E tiriamo su ancora uno di freno e poi uno di trazione. Ok, qua ormai in 250 abbiamo preso tutte le moto. Ma chi se ne frega. Adesso siamo Motegi, mi pare. Sì, gara non super favorevole, ma devo assolutamente stare davanti a Pedrosino e ragazzi, grandissimo terzo posto. È vero che Pedrosa e Stoner sono primi e secondi, ma non mi aspettavo un terzo posto a Motegi. Vai, andiamo con la gara. Questa è una gara fondamentale. Poi Australia è una gara favorevole, Sepang anche Valencia, tensione altissima. Motegi, Giappone. Vai Comendone, vola, 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 vola. Intanto siamo primi, ma gran calma. Gran calma Comendiani, tanto Pedrosino tenta il sorpasso, maledetto. Il Comenda tiene botta, ma ancora Pedrosa. Grande Comendone, Pedrosa però fa il miracolo, grande Pedrosa, bella manovra. Il Comenda però si sta giocando il titolo mondiale, incredibile, con una moto non all'altezza delle Honda, della Yamaha o della Ducati. Mamma mia, grande sbavatura qua. Sono un po' teso ragazzi, quindi il commento è un po' difficile perché mi gioco tanto in questa gara in Giappone. Pedrosa ha un ritmo indiavolato. Staccatona al limite. Staccatona al limite, raga. No, mamma mia che terapone. Ragazzi, sono le 5 del mattino, fioi. E sto registrando, non so veramente. Se mi sentono i vicini mi mandano a fanculo, ma non mi interessa niente. Ho troppa voglia di giocare, vaffanculo. Poi purtroppo ho poco tempo adesso. Questa settimana. Dai Comandione, tieni duro. Oh, ma Stoner non cade mai, maledetto. Dai che abbiamo 5 decimi di vantaggio su Danielino. Vai Comendone, vai, vola cazzo, verso una vittoria pesante. Mi piacerebbe vincere con questa moto, cazzo. No, mamma mia cosa ho rischiato. Mamma cosa ho rischiato. Vai Comendone, ingolati verso la gloria.
Che stagione comunque, in ogni caso stagione fenomenale del Comenda. Final lap. Mamma mia, siamo vicinissimi al sogno di una vittoria in Giappone. Calma. No. No. Tieni duro, manco male. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio. E adesso scusate, inizia l'ultimo giro. Comenda è talmente nervoso che non capisce più un cazzo. Non sbagliare, Comenda, stai calmo. Stai calmino, Comendone. Bravo Comenda, dai, ti mancano pochi metri. Separano il Comendone da un successo fondamentale, secondo consecutivo dopo l'Atrica Indianapolis, dopo il triplettone obeso. Mamma mia, no, non ce la faccio più ragazzi, tensione indescrivibile. Carota per West. Mamma mia, poche curve, pochissime curve dal traguardo, dai ragazzi, dai. Dai Comendone, dai, abbiamo 4 decimi di vantaggio su Lorenzo. Non cappelliamo Comendone, non cappelliamo adesso. Dai che ci siamo quasi. E il Comendone c'è. Il Comendone c'è, un'altra vittoria, questa è pesantissima. Grande il Comendone, grandissimo. Pedrosino secondo, Lorenzo terzo e Stoner quarto. Forse siamo primi, calma. Oh, siamo primi in classifica, 5 punti di vantaggio ragazzi, oddio. Mamma mia che stagione, che stagione. Adesso mettiamo a posto anche la trazione, poi le prossime torniamo sull'accelerazione. Adesso siamo in una gara favorevole anche. Filippo Isola, ragazzi, vai a Filippo Isola. Grandissima pole a Pippo e a Filippo Isola, quindi grandi possibilità di vittoria ragazzi. Siamo a casa di Casey Stoner secondo e Pedrosino quarto. Vai ragazzi, dobbiamo vincere assolutamente anche questa gara. Vai ragazzi, Gran Premio d'Australia, dobbiamo vincere assolutamente. Madonna, una ferita sulla lingua paurosa, faccio fatica a parlare, veramente che palle, veramente un periodo di sfiga clamorosa. E sempre dalla parte dove del dente, cioè incredibile. Dobbiamo vincere ragazzi, dai, voglio vincere il mondiale con questa moto, porca puttana. Bravo Comendone, dai, voliamo, cazzo. Tensione altissima Fioi. Siamo in casa di Stoner, tutti i tifosi vogliono una vittoria dell'australiano, ma il Comendone vuole rovinare la festa. Mamma mia, derapone. Ma Rossi, ma porca miseria. Rossi mi tallona. Primo giro completato. Mocio Fioi. Mamma mia, sono tesissimo ragazzi, ho un'occasione d'oro di vincere
con la moto delle patatine, dai fioi. Ocio. Bravo, Comendone la tiene. Il Comendone la tiene. 6 decimi di vantaggio su Vale. Dai, continuiamo così, vinciamo sicuro. 7 decimi su Rossi, dai raga, dai. Comendone con la lingua rimbambita, madonna che malfioi. Più commento peggio è. Che sfiga però, madonna santa. Vedi, troppe limonate con Tori, questi sono i risultati. Final lap. Ocio, bravo Comenda, dai. Stoner il secondo, intanto non ci sta. Casey non ci sta. Vuole provare la rimontona australiana. Dai che voglio la terza vittoria consecutiva. 6 decimi su Casey. Mamma mia, derapone. 5 decimi, dai. Dai Comendone che siamo alla fine. Vai Comendone, ultima curva. E il Comendone c'è, triplettone australiano e mangiatemi il pacco. Vai! Grande veneziano. Mamma mia, mancano 2 gare, Sepang e Valencia. E abbiamo un vantaggio di 10 punti. Per Pedrosa è 25, quindi beh, ormai la sfida secondo me tra Comendone e Stoner, mamma mia. Adesso siamo a Sepang, quindi miglioriamo la velocità massima. Ragazzi, mancano 2 gare, volevo finire il mondiale con... No, piove, cazzo, piove in Malesia. Comunque raga, volevo finire il video con tutte le gare, invece voglio tenere un po' di suspense e Malesia e Valencia nel prossimo video. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, purtroppo piove in Malesia, quindi la vedo un po' dura, speriamo bene, 10 punti di vantaggio, preghiamo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao!